Ben ritrovati cari telespettatori, grazie di essere qui con noi e grazie anche ai nostri ospiti di dedicarci del tempo e dedicare del tempo ad approfondire alcuni temi che sono molto importanti. Non riguardano necessariamente questa volta gli anziani, i pensionati, ma anche e soprattutto i più giovani, perché sappiamo che c'è sempre una grande collaborazione tra i cosiddetti genitori nonni e le generazioni che invece studiano ancora, comunque devono ancora trovare lavoro, occupazione, quindi più giovani che si trovano anche in diverse difficoltà. E tra le difficoltà annoverabili purtroppo c'è quella del disagio psicologico, di uno stato di malessere diffuso, pervasivo, che riguarda un po' tutta la popolazione in generale ed è emerso soprattutto dopo la crisi del Covid, però ha colpito in modo particolare i più giovani. Ne hanno risentito, lo si poteva anche immaginare dalle restrizioni a cui sono stati sottoposti, però purtroppo si è acuito, aumentato, e da un'indagine molto interessante che è stata condotta dallo SPI-CGIL in collaborazione con l'Istituto di Ricerca e l'UDU, Unione degli Studenti Universitari e Studenti Medi, sono emersi dei dati, io direi, inquietanti, ma veramente inquietanti, per cui vi invito a seguire questa trasmissione. Qualcosa si può fare, qualcosa è stato fatto, si sta facendo, ma lo SPI, in modo particolare gli studenti, vorrebbero di più. Che cosa? Lo svilupperemo insieme. Intanto vi presento i nostri interlocutori odierni. Massimo Cestaro, segretario dello SPI-CGIL del Veneto, ben ritrovato qui con noi. Grazie, buongiorno. Abbiamo in collegamento l'onorevole Rachele Scarpa, deputata alla Camera, collegata proprio dalla Camera dei Deputati. Grazie a lei. Benissimo, ben arrivata. E poi abbiamo Marco Nimis, coordinatore Rete degli Studenti Medi del Veneto. Grazie, grazie. Poi ci raggiungerà tra pochissimo anche Alessia Conti, UDU Padova, abbiamo già conosciuto anche in passato, quindi grazie anche ad Alessia. Allora, segretario, questa ricerca Chiedimi come sto sulla salute mentale e il disagio psicologico dei giovani. Come è venuta questa idea e di che cosa si tratta? Ecco qua stiamo vedendo la home page, diciamo, di questa indagine del sindacato. Beh, questa indagine nasce intanto da un rapporto che come sindacato dei pensionati manteniamo con diciamo, le nuove generazioni. Noi abbiamo un rapporto consolidato con la rete degli studenti e con l'UDU. È nata perché principalmente, ma non esclusivamente, la vicenda della pandemia ha determinato oggettivamente delle situazioni di difficoltà dal punto di vista psicologico, oltre che naturalmente da una serie di altri aspetti che hanno, diciamo, aumentato le difficoltà di vita quotidiana. Però la verità è che noi abbiamo cominciato a chiederci assieme appunto ai giovani se non fosse il caso di affrontare anche questioni di questa natura, cioè di ordine psicologico, e non solamente di questioni prettamente materiali. Cioè il sindacato, le organizzazioni, le forze politiche spesso si occupano giustamente delle condizioni materiali delle persone. Cioè il sindacato fa i contratti, i trattamenti economici, che ne so, la fiscalità, la sanità, eccetera. Abbiamo detto, ma cosa succede tra le giovani generazioni, leggendo le notizie sui giornali, sulla stampa, insomma questo disagio, come proviamo a leggerlo, interpretarlo e naturalmente sulla base dei dati provare a costruire anche delle proposte. C'è ovviamente una condizione psicologica che deriva anche da condizioni materiali. Io cito questo dato che è uscito proprio un paio di giorni fa, che quindi non fa parte della ricerca di cui adesso accennerò molto, molto brevemente, ma è un dato Istat che dice che sono oltre 5,7 milioni le persone in Italia che sono in una condizione di povertà assoluta. Cioè 5,7 milioni di italiani che stanno in una condizione di povertà assoluta. Parte importante di questi, circa 1,5 milioni, sono giovani. Ecco, però volevo chiedere, l'ho visto anch'io questo dato, che mi ha fatto un po' così dal mare, però volevo fare una riflessione proprio con voi.
proprio per il numero di giovani, perché c'è una disperata ricerca di giovani per il mondo del lavoro, proprio disperata, addirittura con formazioni di ogni tipo e sorta, per cui ancora non abbiano neanche titolo di studio, purché si trovino queste persone. Non è che questi giovani sono in povertà assoluta perché semplicemente non lavorano, sono anche a casa, magari non hanno un reddito ma hanno superato la maggiore età, hanno terminato il percorso di studi e di conseguenza risultano in povertà assoluta, perché i posti di lavoro ci sono, anzi abbiamo addirittura degli allarmi rossi o allarme nero che dir si voglia nelle aziende a livello nazionale, Nord Italia addirittura, non parliamo del Veneto, per ricerca di figure professionali di qualsiasi tipo, questo che mi vengo in dubbio. Quindi però se uno risulta maggiorenne, terminato il percorso di studi, sta a casa, mantenuto magari dalla famiglia, può essere che risulti in povertà assoluta? Chiedo, era una considerazione che facevo, sì, perché non mi tornano questi conti, mancano persone ma ci sono povertà assoluta, cos'è sta cosa? Questo è in parte vero. E però io potrei anche qua magari fare anche un approfondimento su questo tema, perché siccome fino a pochissimo tempo fa stavo anche nel consiglio di amministrazione del più grosso fondo interprofessionale in Italia, che è Fondo Impresa, abbiamo fatto una sperimentazione in questo senso, cioè abbiamo detto: aziende, diteci quello che vi serve, noi vi formiamo i giovani e voi li assumete. Certo. Casomai ne parliamo. Ecco, diciamo, in questa cosa che è stata nazionale, per esempio, il Veneto non ha le aziende del Veneto non hanno partecipato, quindi c'è sempre un interrogativo, nel senso che c'è questa dichiarazione di difficoltà a reperire forza lavoro professionalizzata. Ma non c'è collaborazione. Nel momento in cui, come si dice, si offre questa opportunità, queste non vengono colte, però siccome non voglio buttarla lì, ma siccome sono numeri inquietanti, mi è venuta una riflessione, ho detto, caspita, c'era anche proprio lo spaccato dei giovani, dico, ma sti benedetti giovani ma se ne sono più che stare, piuttosto che stare in povertà. Voglia come redazione, insomma, si può fare un focus su questa cosa, perché sono cose interessanti. E diciamo, e non sempre quello che compare corrisponde esattamente alla realtà, insomma. Certo. Ecco, quindi bisognerebbe fare non vorrei buttare lì delle cose senza fare approfondimento, perché sono cose di grandissima serietà. Quindi no, ma infatti sono numeri inquietanti anche questi. No, ma sono inquietanti anche diciamo, i primi risultati che sono emersi da questa ricerca, che è stata fatta diciamo nel 22, quindi diciamo, è un'indagine di Ipsos promossa dal gruppo AXA, per cui è una cosa abbastanza importante. Questa di cui abbiamo parlato ora, ma tornando alla ricerca, diciamo, all'indagine che abbiamo fatto noi come sindacato di pensionati in rapporto con gli studenti, anche lì i dati sono molto preoccupanti. Diciamo, come dicevo prima, il periodo è stato nell'intorno del 2022, e ne cito solamente il primo dato, non so se ce l'abbiamo tra le slide, quello che dice il benessere mentale in Italia. Sì, benessere mentale in Italia, quindi adesso vediamo la slide, praticamente ecco, la prima, eccola qua. La prima percentuale è impressionante. E cioè sono solamente il 18% le persone che si dichiarano di vivere in una condizione di benessere. Naturalmente è una percezione, esattamente come tutte le altre percentuali, nel senso non ci sono degli indicatori scientifici che definiscano il benessere, ce ne possono essere alcuni, insomma, però qui diciamo, siccome la cosa è stata costruita, i questionari raccolti sono stati circa 30.000, quindi è un campione rilevante, diciamo particolarmente interessante. Leggere che solamente il 18% degli intervistati si sentono tranquilli dal punto di vista del benessere sociale, voi capite che insomma è un numero che preoccupa non poco, perché per converso si deduce che l'82% degli intervistati, quindi un campione significativo, ritiene di non avere un benessere mentale. E poi ci sono altri
numeri che preoccupano. Se possiamo andare vediamo rapidamente gli altri. In un primo secondo volevo soltanto sottolineare: il 52% indica la guerra come uno dei fattori di malessere, il 43% il cambiamento climatico, 11 su 12 giovani che vivono uno stato di solitudine, paura del futuro, incertezza del presente, cioè 11 su 12 fa spavento, e 4.000 i suicidi in Italia, di cui il 5% under 24, cioè anche questi sono numeri un po' dovrebbero far pensare. Andiamo all'indagine che è stata condotta su 30.000 persone, questa qua vediamo appunto la seconda slide che è stata svolta, ma più che altro lei voleva parlare dei risultati, sì, e quindi andiamo a vederli. Chiedimi come sto, la slide successiva, e anche qua i numeri sono oggettivamente impressionanti. Il 60% soffre d'ansia, il 62% soffre di solitudine, il 66% si sente demotivato, eccetera, eccetera. Cioè, per arrivare alle ultime, il 10% ha assunto sostanze e il 12% che secondo me è molto di più del 10%. Cioè, ammesso di. Diciamo che ne esce uno spaccato fortemente preoccupante, tant'è che noi stessi che abbiamo, diciamo, fatto l'indagine, quindi avendo, come dire, la percezione di una situazione di difficoltà e di gravità, tuttavia quando abbiamo letto i dati, quando abbiamo raccolto, studiato e letto i dati, anche noi ci siamo, come si dice, impressionati dal risultato, perché naturalmente questo è la esplicitazione di un disagio pesantissimo che riguarda le giovani generazioni. E naturalmente le ragioni sono quelle che abbiamo visto un po' prima, cioè il tema principale è quello delle prospettive, nel senso che l'elemento di incertezza, di difficoltà, di non sapere esattamente quello che ti succede il giorno dopo, ma che si vive anche in famiglia, perché anche i ragazzi che stanno in famiglia, che sanno che i loro genitori o uno o entrambi possono perdere il posto di lavoro il giorno dopo per effetto delle crisi, è un elemento che crea, diciamo, un disturbo importante nella loro vita di relazione sociale, perché non sai mai quello che ti succede il giorno dopo. Adesso noi questa cosa l'abbiamo fatta ovviamente guardando i giovani, ma se facessimo una indagine analoga anche sulla fascia di generazione intermedia, quindi escludendo i giovani, escludendo gli anziani, beh, probabilmente, forse, diciamo, i dati non sarebbero così eclatanti come questi, ma un forte elemento di instabilità rispetto alle prospettive uscirebbe anche lì, con le conseguenze dal punto di vista del benessere psicologico, che è la ragione per la quale, sulla base di questi dati, abbiamo pensato a costruire anche delle proposte, perché è del tutto evidente che questi numeri non possono lasciarci indifferenti. Assolutamente. Il problema è, prima di appunto entrare ancora nel merito, delle risorse finanziarie da destinare a questo, perché servirebbero degli interventi, voi l'avete detto, sono anche molto importanti, infatti abbiamo visto quelle che sono le conseguenze. Il 90% ritiene fondamentale la presenza di uno sportello per il sostegno psicologico in ogni scuola, in ogni università, tanto è vero che 1 su 3 degli intervistati lo usufruirebbe. Però per fare tutto questo servono risorse finanziarie. Certo, così come per sostenere l'università, la scuola, la sanità, eccetera. Io, insomma, dico sempre in tutte le iniziative nostre che facciamo, io, ma insomma il sindacato, o meglio i sindacati, che questo è un paese che ha 100 miliardi di evasione fiscale, insomma. Quindi voglio dire, questo è un paese ricco, le risorse ci sono, sarebbe sufficiente avere la volontà politica di andarle a recuperare.
Qualcosa adesso si sta facendo, però noi non è mai sufficiente. Prima, abbiamo la pubblicità che incombe, volevo vedere l'ultima slide prima dell'introduzione pubblicitaria relativamente alle risorse finanziarie, perché anche qui sono cifre rilevanti. Per il biennio 2024-2025 sarebbero necessari almeno 2 miliardi in più di quelli che sono stati stanziati, 3,4% della spesa sanitaria è dedicata alla salute mentale in Italia, mentre in altri paesi, Germania, Norvegia e Francia, si arriva al 10%. E quindi bisognerebbe attuare degli strumenti, voi dite, strutturali, ovvero una normativa ad hoc. Esatto. Allora, interrompiamoci per la pubblicità, perché quando parliamo di normative, di proposte di legge, siamo appunto collegati con chi se ne occupa. Andiamo in pubblicità pochi secondi, restate con noi sempre sul canale 19, poi interpelleremo anche i nostri rappresentanti dei giovani, degli studenti, e tra poco. Rieccoci insieme, stiamo parlando di una ricerca molto interessante sul disagio psicologico della popolazione, dei giovani in modo particolare come spaccato, della necessità di fare qualcosa di più strutturale. Adesso intanto abbiamo salutato che si è un attimo assentato Massimo Cestaro, segretario SPCGIL Veneto, per lasciare lo spazio ad Alessia Conti dell'Udu Padova, ben arrivata qui con noi. E grazie. Prima di dare la parola anche a voi, però volevo dedicare un attimo di tempo, eccola qua, la vedo disponibile, all'onorevole Rachele Scarpa, deputata alla Camera, perché siamo arrivati al punto di una proposta di legge. Onorevole, allora qual è la situazione? Come siamo messi e quanto lontani siamo dalla possibilità di fare qualcosa di più strutturato con anche dei finanziamenti necessari? Sì, grazie e buongiorno a tutte e tutti innanzitutto. Vi racconto un pochino quello che è stato il percorso di questa proposta di legge, che è ancora in svolgimento e non è sicuramente concluso, ma sicuramente possiamo parlare di un passo avanti. La proposta di legge che ho presentato a mia prima firma parte proprio dall'indagine Chiedimi come sto. È stata scritta negli anni dal sindacato dei pensionati, dall'Unione degli Universitari e dalla rete degli studenti medi. A partire da quell'indagine con quei dati drammatici si è arrivati alla formulazione di una proposta di legge che individuava nelle scuole, nelle università, dei luoghi che devono essere forse il primo posto dove si trova, se necessario, supporto psicologico, strumenti psicologici e una sensibilizzazione allo strumento, che purtroppo è ancora molto oggetto di tabù e spesso non viene neanche preso in considerazione anche di fronte a un disagio diffuso. Per questo, insomma, la proposta consiste nel proporre che nelle scuole vengano messi a disposizione dei team multidisciplinari di professionisti nell'area psicologica, che possano all'occorrenza fornire non solo il supporto al singolo studente che ritiene necessario avere una consulenza, ma anche promuovere progetti, assistere gli insegnanti, che spesso si trovano a essere diciamo linea di frontiera di situazioni anche molto difficili, per cui non hanno competenze specifiche, o dare supporto al gruppo classe, con l'idea che dalla scuola e dall'università, le scuole dell'università devono essere i primi luoghi sicuri dove uno studente in difficoltà possa sentirsi accolto e supportato adeguatamente, anche con le competenze professionali necessarie. Questa proposta di legge è arrivata quest'autunno alla Camera dei Deputati, abbinata ad altre proposte di legge che parlavano sempre di psicologia scolastica, e siamo ora in una fase preliminare. Abbiamo concluso le audizioni e stiamo aspettando di capire quando e con che tempi si andrà verso un'unificazione del testo, quindi mettere insieme tutti i testi proposti da diversi partiti, e successivamente cercheremo di far sì che il provvedimento approdi in aula. Ovviamente è complesso, perché per funzionare banalmente come proposta di legge richiede un adeguato finanziamento, e abbiamo visto, insomma, che da parte di questa maggioranza e di questo governo non c'è esattamente l'idea di investire risorse né in istruzione né nel comparto della sanità pubblica, proprio per dare soluzioni strutturali.
si è cercato di fare cassa un po' su tutto e un po' su tutti, e non siamo sicuramente in una situazione in cui il bilancio e le finanze pubbliche consentono grande elasticità. Noi continueremo a insistere perché pensiamo che questa sia una priorità assoluta, che la salute mentale sia salute a tutti gli effetti e la salute dei più giovani sia una delle prime cose di cui il Parlamento dovrebbe occuparsi con grande urgenza. Quindi continueremo, il rischio che i tempi siano lunghi purtroppo c'è. Ecco, volevo chiedere, mi sembra che il 19 marzo di quest'anno ci sia stato un protocollo triennale tra Ministero dell'Istruzione e Merito e Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, proprio per prevenire il disagio psicologico nelle scuole e promuovere il benessere. Di che cosa si tratta? Può essere un primo passo? Ma questo è sicuramente un impegno positivo. L'Ordine degli Psicologi ha collaborato anche alla nostra proposta di legge e sicuramente è un interlocutore affidabile, e che è bene che abbia la possibilità anche di sensibilizzare il Ministero dell'Istruzione in questo senso. Nel protocollo si parla anche sì di progetti per favorire i diritti psicologici all'interno delle scuole, e noi ci auguriamo che uno dei seguiti che possa avere sia la concretizzazione di questa iniziativa parlamentare, di questa proposta di legge. Ovviamente, insomma, noi avremo un atteggiamento responsabile vista la serietà del tema rispetto a queste questioni, e ci auguriamo che non si tratti solo di una bandierina, diciamo, o un pezzo di carta che rimane fermo. Ovviamente serve stanziare dei fondi, serve strutturare un vero servizio di assistenza, serve ragionare in modo più ampio, diciamo, su quello che è il benessere psicologico a scuola. Io non ho grande fiducia purtroppo nella sensibilità del ministro Valditara, perché è una persona che ha rimarcato più volte, ad esempio, di credere nell'umiliazione e nella punizione dello studente come metodo educativo, e questo modo di pensare io penso sia anche in buona parte all'origine dello stress, dell'ipercompetizione, dell'ansia costante che la popolazione studentesca sperimenta ogni giorno. Confido che si stia costruendo, sia grazie al lavoro in Parlamento, sia grazie alle mobilitazioni studentesche, sia grazie al lavoro degli ordini degli psicologi, una sensibilità maggiore, perché la verità è che è un tema che finora, fino a che gli studenti negli ultimi anni non si sono mobilitati, era rimasto completamente inesplorato, era oggetto di grandissimi pregiudizi, di tanti tabù, e l'ignoranza purtroppo genera risposte sbagliate spesso. Confidiamo che sia in atto un'opera di adeguata sensibilizzazione anche verso il ministro Valditara. Certo, noi non possiamo averlo collegato, per cui non può ribadire, accogliamo la sua osservazione, poi bisogna sempre contestualizzare quello che è stato detto, non ho presente il discorso in sé per sé. Io volevo più che altro fare riferimento a quel contrasto alla violenza e al bullismo, per concludere un po' il suo intervento, perché sono altri due aspetti che fanno parte sempre di un disagio più complesso, che però vanno assolutamente affrontati, perché la violenza è dilagante anche nelle scuole, negli istituti superiori, anche nei confronti degli stesso corpo insegnante, e il bullismo è trasversale e coinvolge tantissimi studenti, studentesse, studenti indifferentemente, ed è un altro problema. Sì, io osservo, diciamo, penso che il bullismo sia una manifestazione di un disagio altro, di un malessere appunto che è spesso psicologico, è spesso sociale, e che non può che richiedere un approccio intelligente e che non sia di punizione fine a se stessa, perché abbiamo visto che, diciamo, l'atteggiamento repressivo spesso non paga e non dà risultati. Io non registro un aumento di casi di violenza nelle scuole rispetto al passato. Penso che dei problemi ci siano sempre stati, ma che non siamo, insomma,
non amo tutte quelle narrazioni che ogni anno cercano di trovare un peggioramento nella generazione successiva. Sicuramente il peggioramento c'è stato nella condizione psicologica degli studenti, perché sono giovani che hanno davanti orizzonti di precarietà, un sistema scolastico spesso inadatto a dare prospettive e a dare strumenti per affrontare un mondo che è sempre più veloce, sempre più complesso, e un paese che ancora non è in grado di garantire servizi psicologici di base alla popolazione. Quindi su questo fronte c'è un peggioramento, c'è stato un peggioramento sul fronte dei disturbi alimentari, che sono aumentati moltissimo negli ultimi anni. Sui casi di violenza non lo so, perché a volte temo che si tenda a fare statistica di casi singoli che magari fanno molto rumore perché eclatanti, ma che non so se si possono inserire in una cornice generale di aumento della violenza da parte degli studenti. Non è una cosa che io percepisco, poi sicuramente gli studenti possono rispondere meglio. Infatti dopo le faremo interpelleremo al riguardo, quindi grazie molte onorevole per il suo intervento, lo lasciamo ai suoi lavori e la ringraziamo del tempo che ha dedicato. Eccoci qua a voi, grazie. Quindi una proposta di legge importante, il vostro parere. Prego. Okay. Marco. Allora, come è già stato un po' ribadito sia dal segretario sia dall'onorevole, questa proposta di legge non nasce a caso, campata per aria, ma nasce dopo un percorso molto lungo in cui come collettività studentesca, come sindacati studenteschi ci siamo proprio in primis resi conto sulla nostra pelle di quello che era un problema sanitario che stava diventando sempre più dilagante, sempre più preoccupante, e dall'altra dall'esigenza, vedendo una politica, non in grado di percepire questo problema e di conseguenza anche non in grado di proporre soluzioni, ci siamo un po' dati mandato di provare a costruirle noi. Di conseguenza, in primis, appunto con l'indagine di Chiedimi come sto, siamo riusciti a costruire, insieme alla collaborazione della CGIL, del sindacato dei pensionati, quello che è uno dei report più grandi che sia stato fatto negli ultimi anni per quanto riguarda la condizione del benessere psicologico giovanile, e poi successivamente anche a costruire questa proposta di legge che è stata firmata da tutte le opposizioni in Parlamento a prima firma appunto dell'onorevole Scarpa. Questa proposta di legge cosa si dice? Si dice fondamentalmente che è necessario, resosi conto del fatto che c'è un problema di base che in parte nasce anche dalle scuole di stress, di malessere psicologico e ricollegato anche chiaramente a problematiche sociali, a un'inesistenza di un'immagine chiara del futuro, a una precarietà molto diffusa, pensiamo banalmente sia al mercato del lavoro, ma sia alle prospettive di pensione, ma anche alle prospettive esistenziali guardando al cambiamento climatico banalmente, ecco, e di conseguenza che le scuole, proprio perché dovrebbero essere quello strumento che a prescindere dalla condizione familiare, a prescindere dal percorso del singolo individuo, vanno a dare degli strumenti a tutti gli studenti, a tutte le studentesse, di conseguenza ad aiutare lì dove ci sono delle lacune o dove ci sono delle difficoltà, potessero appunto essere i luoghi in cui inserire degli sportelli però molto diversi da quelli che anche adesso in realtà ogni tanto si trovano nelle scuole, ovvero... Cioè esatto, dove sta la questione? Perché tante volte magari si amplifica quello che già esiste ritenendo che possa essere funzionante. Gli sportelli o punti di primo ascolto vengono anche chiamati, esistono in alcune scuole ad oggi, sono molto spesso a discrezione purtroppo della singola scuola, quindi abbiamo una diffusione molto eterogenea, ma soprattutto si tratta di sportelli in cui abbiamo una figura, se si è fortunati, professionista, è in grado di recepire quindi le necessità, ma per 1000-1200 studenti, di conseguenza se vai a parlare con qualsiasi studente chiedendogli come funziona lo sportello scolastico psicologico nella tua scuola, ti risponde o che non c'è, o che ci sono tempi di attesa che vanno dalle 3 settimane ai mesi e che molto spesso, essendo un unico professionista per un numero gigantesco di studenti e di richieste, magari quello che può darti sono 15 minuti di chiacchiera e di sicuro non una collaborazione tra l'altro sistemica che permetta anche di indirizzare gli studenti a dei percorsi anche esterni alla scuola di natura sanitaria di cui potrebbero aver bisogno. La nostra proposta invece parla di un team multidisciplinare, anche perché uno studente che ha disturbi del comportamento alimentare
alimentare, uno studente che ha problemi di violenza a casa, uno studente che ha problemi di ansia durante una verifica, sono tutte necessità e problemi che richiedono aree di intervento diverse e che richiedono anche un supporto di natura diversa. Di conseguenza immaginarsi un gruppo di professionisti che abbiano diverse competenze e che sia soprattutto strutturato scuola per scuola e di numero congruo a quelle che sono le esigenze e di conseguenza anche il numero di studenti all'interno delle scuole, diventa a quel punto sì davvero un sistema e un presidio di aiuto, di ascolto e di indirizzamento a tutta quella parte di problematiche e di difficoltà che un giovane o uno studente può ritrovare all'interno della scuola, sia che queste siano dipendenti dalla scuola, sia che queste abbiano motivazione alla base sociale o familiare. Assolutamente, interrompiamo un attimo, abbiamo la pubblicità. Restate sempre con noi, canale 19 vi aspetto tra poco. Allora, siamo sempre con anche gli studenti. Alessia Conti ben ci ha raccontato qual è la problematica e come potrebbe trovare una soluzione. Un po' fuori onda avevo chiesto, ma negli istituti universitari, voi siete studenti universitari se non erro, c'è una figura del genere? È anche lì che cosa, una proposta di legge di cui parlava appunto prima l'onorevole, come dovrebbe essere poi realizzata, strutturata per essere efficace, per portare degli effetti reali secondo voi? Certo, beh, allora innanzitutto un po' come con le scuole la situazione negli atenei è veramente molto variegata e questo perché? Perché non c'è un indirizzo chiaro, globale, generale a livello centrale, ovvero il Ministero non è stato ancora capace di dare un indirizzo agli atenei, di interloquire abbastanza con i rettori per in qualche modo omogenizzare la situazione nel panorama nazionale, quindi ci sono insomma vari sportelli in tutta Italia che offrono però dei percorsi parziali, magari 3 sedute, 5 sedute, e poi si viene reindirizzati più che altro al privato, perché il sistema sanitario pubblico in molte occasioni non è capace di assorbire questa anche richiesta, perché c'è un forte sottofinanziamento anche dell'ambiente, del benessere psicologico e della salute psicologica anche nel sistema sanitario nazionale e insomma quindi la situazione negli atenei è molto variegata. Quello che c'è bisogno di fare adesso con una certa urgenza è lavorare su percorsi di prevenzione e di intervento. Prevenzione perché è necessario divulgare una cultura di benessere proprio di vita che incida sulle condizioni in cui ci troviamo. Noi siamo gli studenti e la generazione che è cresciuta con una serie di crisi, da quella economica degli anni 2000 alla crisi ambientale che stiamo percependo in modo proprio concreto in questo momento, quindi le condizioni che ci troviamo davanti sicuramente incidono sul nostro benessere. Diffondiamo, quindi partiamo dal diffondere una cultura del benessere e della cura del benessere psicologico che per tanto tempo è stata stigmatizzata in modo imponente e forte. Penso alla nostra generazione che è particolarmente sensibile a questi temi e magari il sindacato dei pensionati che ha accolto questa sensibilità vedendone l'importanza. Ecco, questa sensibilità deve necessariamente arrivare anche alle altre generazioni, partendo dall'impegno del sindacato dei pensionati arrivi anche a quel tipo di generazioni, comprendendo anche i lavoratori, e poi bisogna in realtà rispondere in modo importante sull'intervento nei casi di estremo disagio che abbiamo visto. Soltanto l'anno scorso, praticamente da gennaio a giugno, quasi uno studente al mese si è tolto la vita per le condizioni anche di studio, di lavoro, di precarietà. Ma io infatti volevo chiedere questa cosa qui perché allora è la condizione oggettiva di studio, di lavoro, che però guardando indietro in passato era anche peggio, perché ci sono stati periodi veramente, forse voi non eravate nati, molto peggiori, senza nessuna prospettiva o addirittura terrificanti, o è il fatto che essendosi elevate la qualità della vita dove voi siete nati, vivete eccetera, talmente a un livello ormai elevato che anche un benché minimo disagio destabilizza completamente, e quindi la mancanza nella famiglia di un certo tipo di valori, il fatto che comunque
ai 3 anni ti arriva subito il cellulare, le generazioni precedenti manco si sognavano di poter toccare il telefono perché veniva interdetto, ma nessuno è morto senza il telefono, senza eccetera. Adesso qualsiasi privazione, qualsiasi no provoca delle turbe di alto livello, quindi non c'è qualcosa di più profondo anche da rivedere, perché nel nostro contesto sociale, senza andare chissà dove, ci guardiamo anche a qualche centinaia di chilometri di distanza, c'è chi vive molto peggio, c'è una guerra presente nel tuo territorio sperando che non succeda mai, altro che benessere, malessere ti fa vedere, o povertà vera dove tu non hai neanche più una casa. Cioè, qui stiamo parlando appunto forse di utilizzo sfrenato, incontrollato da parte della famiglia di mezzi che ti portano in mondi non idonei per la tua età, parliamo del web, parliamo di tanti sistemi che ti privano anche del dialogo, perché comunicare con i social non è un dialogo, non è una cioè, non può essere legato ad altre situazioni, però senza le quali i giovani non vivono. Perché sicuramente le cause di questo disagio, cioè, sono da indagare approfonditamente. Io credo che in parte l'abbiamo fatto anche con la nostra ricerca Chiedimi come sto, se non sbaglio infatti viene anche riportata nelle slide di oggi la percentuale di studentesse e studenti che percepiscono un disagio anche legato al fatto di essere costantemente connessi con l'informazione, ad esempio relativa alla guerra. Se non sbaglio è quasi il 50% il numero di studenti che appunto crede di risentire, ecco, della situazione geopolitica, che onestamente per quanto siamo, diciamo, distanti dal punto di vista fisico, a differenza di tanti anni fa, siamo costantemente connessi e ne vediamo gli effetti, ne vediamo le immagini, i video, diciamo, abbiamo un livello di visione, ecco, di presa visione delle cose che è molto diverso dal passato. Quindi quali sono le cause di questo disagio? Sono diverse, sono sì, anche variegate. Non credo però che sia utile, no, ai fini di comprendersi a vicenda, pensare a quanto prima si stesse peggio. No, nel senso che di capire forse c'è un problema anche connaturato alla famiglia stessa dove ci si trova, per cui coinvolgimento non solo della persona, dello studente, del giovane, poveretto, ma sì, anche della delle famiglia che ci sta dietro, cioè il contesto dove stai, c'è qualcosa di un po' più strutturato, perché poi il giovane magari in qualche modo si struttura perché viene aiutato, torna a casa e la situazione gli si ripresenta identica, no? Certo, no, noi individuiamo come, diciamo, punti di partenza fondamentali le scuole e le università, ma sicuramente la cultura di benessere di cui parliamo deve arrivare anche alle famiglie, e le stesse famiglie devono essere comunque protagoniste di un certo, no, di una certa rivoluzione, ecco, per poter finalmente affrontare il tema del benessere psicologico come è giusto. Che cos'altro secondo voi, questa ricerca è importantissima, ma che cos'altro sarebbe importante fare? Cioè anche il corpo, qui parliamo di scuole, non necessariamente università, perché insomma gli atenei sono ambiti già diversi, però ci sono le scuole dove gli insegnanti hanno anche un ruolo importante, che però dicono non abbiamo più quell'autorevolezza riconosciuta anche dalle famiglie stesse, e quindi cosa si può fare? Perché se poi c'è lo psicologo che è là da solo, rima da una parte e il resto dall'altra, gli insegnanti si sentono isolati e a volte anche aggrediti. Esatto. No, allora di sicuro noi assistiamo negli ultimi anni a uno svilimento della figura professionale degli insegnanti costantemente, che però forse si dovrebbe ricondurre a un'operazione molto semplice, ovvero più viene svilita la figura e l'importanza della scuola e dell'istruzione pubblica. Scusa che io chiedo l'ultima slide, perché siamo in chiusura, metta l'ultima slide la regia cortesemente con tutti gli indirizzi e i siti web anche degli studenti, prego. Più forse viene svilita l'immagine e l'importanza dell'istruzione pubblica, più tutti i professionisti che ci stanno all'interno vengono sviliti nel loro ruolo e nella loro figura professionale. Allora forse l'unico modo per riportare a uno stato di benessere chiunque viva al mondo della scuola, tanto gli studenti quanto i professori, quanto i collaboratori e i dirigenti, è quello proprio di rielevare la discussione politica sulla scuola, riinterrogarsi su quello che manca dal punto di vista sanitario, economico, certo, formativo, didattico, e anche di spazi e di progettualità, e forse a quel punto anche queste problematiche che vediamo sempre più spesso e che rischiamo di ricondurre solo a delle famiglie che non riconoscono la
figura dell'insegnante, a dei ragazzi che nascono in situazioni di disagio e crescono in situazioni di disagio. Forse il tema è un po' più sistemico e parlando di sistema si possono risolvere anche queste conseguenze. Questo è molto importante. Allora, io direi siamo giunti al termine, vi ringrazio perché questa tematica è molto importante, va costantemente in qualche modo monitorata la situazione, quindi benvengano queste ricerche, ma anche sollevata, portata all'opinione pubblica, perché altrimenti tanti non ne sono a conoscenza perché magari non hanno i figli, ragazzi in età o pensano che non ne siano coinvolti, e questo è un altro aspetto. Per cui io vi auguro un buon lavoro e un buon proseguimento nel vostro anche ruolo sociale che avete intrapreso, perché è una cosa di poco conto anche questo, e quindi ricordando che per quanto riguarda i più giovani possono anche mettersi a contatto con la rete degli studenti medi oppure con l'UDU, abbiamo visto anche quelli che sono i siti di riferimento, oltre che naturalmente con, eccola qua, quindi www.unioneuniversitari.it, www.retedeglistudenti.it e naturalmente www.spicigl.it. A questo proposito ringraziamo Massimo Cestaro che è stato presente nella prima parte della nostra trasmissione, segretario SPCGL del Veneto, lo SPCGL per aver intrapreso questo percorso molto importante, interessante, trasversale di collaborazione, e l'onorevole Rachele Scarpa, deputata alla Camera, che ci ha illustrato la proposta di legge, che cosa bisognerebbe fare, procedere dal punto di vista normativo per intraprendere questo tipo di strada. Marco Nimis, coordinatore a rete degli studenti medi del Veneto, grazie anche a lei, e Alessia Conte, UDU Padova, per essere stati qui presenti e averci illustrato le necessità. A voi grazie di averci seguito e naturalmente ci rivediamo presto. Buon proseguimento.